Pronti? 1, 2, 3. Questa sembra buona con la velocità consueta di Tommy che prova ad andare al comando, cerca di rientrargli però Striker che è partito alla grande dal 9 e si installa al comando. Tommy ripiega in seconda posizione mentre ci sono state un paio di rotture tra cui quella di Zephyr delle Badie. Ha sbagliato anche Azzurra Tab, se ne vanno i primi 200 metri in 15,6. All'avanguardia Numero Striker, 5, vinci per seconda noi, posizione squalificato. per il 4 di Tommy che precede Zagor MTT, quindi Axel Nib, poi Atlantic Pan. Al largo c'è Amos Rab, in corda Achille Rock, 400 metri in 31,1. Prosegue in avanti Striker che è riuscito a prendere la testa dalla seconda fila del nastro, ora amministra le operazioni, 600 metri in 47,6. Striker all'avanguardia, Tommy nella sua scia, poi Zagor MTT, quindi Axel Nib, avanza all'esterno Amos Rab che si trascina Atlantic Pan e si forma ora la corsia esterna. 800 in 1,3,6. Prosegue in avanti Striker su Tommy, poi Zagor MTT con accanto Amos Rab, ancora Axel Nib e Atlantic Pan, quindi Achille Rock e Tancredi Sartor. Intanto i 1000 di gara se ne vanno Numero in 6, 1,19 e Vassallo, 1. squalificato. Passaggio davanti alle tribune con Striker che guida nei confronti sempre di Tommy. Amos Rab al largo, Zagor MTT lungo i birilli a un giro dalla conclusione, frazione in 32. Svelta questa con l'allungo di Striker che si porta sempre in scia Tommy e Zagor MTT, poi Amos Rab che dopo percorso esterno si butta in corda. Intanto il leader però sta cambiando registro, 14,8 per la piegata di destra. Striker che cerca la fuga, Tommy che prova a non perderlo di vista, poi ancora Zagor MTT, Amos Rab e Atlantic Pan quando siamo al completamento del miglio che se ne va in 2-3. E in fuga Striker, Numero inseguito 12, da Tommy e da Ubiboco Zagor SM, MTT. squalificato. Poi Atlantic Pan che cerca di scavalcare Amos Rab, la piegata conclusiva che viene conclusa in questo momento da Striker che è in vantaggio, entra in retta con un paio di margine. Tommy che prova a spostare al suo esterno, è in fuga Striker che vince come vuole nei confronti di Tommy che fa il secondo. Al terzo è Zagor MTT, al quarto Atlantic Pan, al quinto finisce Amos Rab. 29,8 a chiudere, 1,16,9 ragguaglio cronometrico. L'assunto del numero 9 di Striker, Maurizio Cheli, in salchi per il training di Emanuele Ossani e di Niccolò Venturi. Andrea Farrugia alla proprietà, 14 anni per Striker che vince ancora, va in testa dal 9 e poi fa una vera e propria passeggiata di salute. Controlla facile, Tommy è secondo, terzo posto per Zagor MTT, al quarto finisce Atlantic Pan, al quinto è Amos Rab.